Credo anche da ex amministratore pubblico di un comune che vada tenuta in considerazione naturalmente quella che è l'istanza pervenuta dalla comunità, in questo caso di Pagnacco, e quindi vadano ascoltati i cittadini, il comitato e coloro che hanno espresso diniego alla realizzazione di un impianto di tal genere. Credo anche però che la Regione debba in qualche modo monitorare il territorio regionale per individuare quali possono essere eventuali siti ove collocare degli impianti naturalmente di energia sostenibile, di energia alternativa e impianti di questo genere, perché ormai la strada è indirizzata in tal senso. Quindi sicuramente bisogna contemperare le esigenze di quelle che sono giustamente le lamentele, le criticità espresse da una comunità con quelle che sono però le esigenze anche di andare avanti su questa strada. Una cosa da dire, io la dico sempre, che allora, noi abbiamo bisogno della transizione energetica non perché qualcuno ce lo impone come ogni tanto si sente dire, ma perché per tutta una serie di motivi, perché siamo realtà energivore, cioè che consumano molta energia e l'energia costa. L'energia è un bene comune oggi perché senza energia non facciamo nulla, però ci costa particolarmente cara. Tra l'altro l'Italia su questo è una delle maglie nere a livello anche europeo come costi proprio di bollette per le famiglie e per le imprese. Questo è il primo punto da dire. Dopodiché quindi abbiamo bisogno anche di fonti rinnovabili, assolutamente, però bisogna cercare di avere più regia e più gestione su due fronti. Uno sulla condivisione con il territorio, che noi abbiamo sempre detto in tanti casi è mancante, nel senso che c'è bisogno che quando partono dei progetti ci sia più condivisione con la popolazione, il comune e il territorio.